Del Front Furlan parliamo di soldi, sì, non quelli del collega Padovano ovviamente, ma quelli del Mediocredito. E allora, perché oggi è stata la conferenza stampa del Mediocredito, risultato economico del bilancio dello stesso Mediocredito, partecipato anche dalla Regione, meno 28 milioni di euro e qualcosa. In linea, dice l'assessore Peroni. Lei sul Mediocredito, però voi del Front Furlan avete delle sottolineature importanti. Non vi piacciono queste cifre, no? Senz'altro non ci piacciono e non si può criminalizzare l'attuale gestione perché è arrivata a cose fatte, sì, purtroppo. Quella del presidente Compagno, esatto, no? Esatto. E quindi bene che si sta rientrando, male il tipo di gestione che è stata praticata fino ad allora. E mi auguro che non prosegua anche adesso. Perché? Perché questi soldi, che sono soldi di investitori privati in una banca pubblica alla fin fine, devono essere spesi per far crescere, non per andare a coprire i debiti di certe aziende che sono già praticamente alla chemioterapia perché si sa che sono decotte e non riusciranno a saltare fuori. Vuol dire garantire il pagamento di un debito per creare allo stesso interno un altro debito nei confronti. Quindi, di... Ecco, voi dite che sono stati dati dei soldi del Mediocredito a aziende ormai decotte che non potevano Questo nel fare tempo passato, senz'altro. Ecco, quindi adesso bisogna cambiare un po' la tendenza. Esatto, cambiare la tendenza e guardare sul nuovo, per dire, Renzi è andato in America a prendere dei droni e si è garantito la fornitura dei droni. In Friuli abbiamo delle aziende, un'azienda in particolare che è in grado di costruirli. Non c'è quella sinergia dovuta all'interno della nostra... che non funziona. E poi i dirigenti del Mediocredito? Dirigenti non solo di Mediocredito, tutti i dirigenti, a differenza del privato col job tax adesso, del cittadino normale che lavora o delle piccole partite IVA, che sono costantemente per tutta la vita dei precari. Pensiamo alla partita IVA, deve inventarsi ogni giorno il lavoro di domani. I dirigenti invece sono lì. Esatto, il privato che è dipendente, se sbaglia qualcosa lo mandano a casa, i dirigenti fanno danni di milioni di euro, vengono premiati con delle laute paghe, magari con delle buone uscite, che uno non prende quei soldi in tutta la vita di lavoro. Grazie. C'è qualcosa che va cambiato, chiaramente. Ecco, è un invito disinteressato al di fuori dei partiti, ma va fatto. Grazie a Claudio Grazie a voi per l'opportunità. A voi. Beviamo per dimenticare. È il caso di dire con la sagra di Casarsa, prego. Beh, ci manca